La situazione è abbastanza catastrofica. Comincia così il racconto di Elena Campagnolo, originaria di Rosà, che da 4 anni vive a Senigallia, dove è assessore comunale all'ambiente. I quasi 700 millimetri di pioggia caduti in poche ore, pari alle precipitazioni di 6-8 mesi, hanno gonfiato il letto del fiume Misa, poi tracimato. L'Asine ha rotto prima, però è arrivato molto molto impetuoso. Il nostro è un fiume a carattere torrentizio, per cui è complicato da spiegare per questo, perché uno non si aspetta una piena fino al minuto prima e il minuto dopo effettivamente il fiume può tracimare. Era imprevedibile l'evento meteorologico che ha sconvolto la cittadina marchigiana, già colpita da un'altra alluvione nel 2014. La conta delle vittime è ancora in corso, così anche quella dei danni materiali. Siamo in attesa più che altro degli aiuti, perché abbiamo diverse criticità in questo momento, più di 100 sfollati, e quindi è gente che ha perso qualunque cosa. Nelle ultime ore solo una tregua con qualche squarcio di sole ha permesso di iniziare a ripulire la città, ma è in arrivo un'altra allerta meteo che potrebbe aggiungere danno a danno. Tra le altre cose eravamo ancora in stagione, quindi noi qui alcuni hanno perso anche completamente gli stabilimenti balneari, perché poi l'ondata di piena sostanzialmente si è riversata in mare e da lì ha avuto quasi un'onda anomala ed è andata a distruggere tutti diversi stabilimenti balneari della zona più centrale di Senigallia.